Caccia a 3 banditi probabilmente dell'est che l'altra notte hanno assaltato la villa di un albergatore iesolano. L'uomo è stato picchiato e derubato della cassaforte. Alpinista di Lentiai nel Bellunese precipita e muore sul Monte Bianco e ieri pomeriggio un escursionista fiorentino scivola sul Pelmo e muore poco dopo all'ospedale di Belluno. Maxi blitz della polizia nelle zone critiche di Vicenza per degrado, spaccio e criminalità, impegnati agenti della polizia locale e della questura. Campomarzo al Setaccio. Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta, è morto Giancarlo Ferretto, 84 anni, è stato presidente delle associazioni industriali di Vicenza e Confindustria Veneto. Primo controesodo d'agosto, tra rientri e partenze il traffico è molto sostenuto su tutta la rete stradale del Veneto, code in A4 con 2 tamponamenti e in A27. Per anni si sono riforniti di corrente elettrica rubandola alla linea pubblica, 2 persone sono state arrestate a Vigo d'Arzere e vivevano nel campo nomadi. All'inaugurazione della Mostra del Cinema di Venezia il 28 agosto, previsto l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà un grande festival, promette il direttore Alberto Barbera. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3, la cronaca in primo piano è caccia a 3 banditi molto probabilmente dell'est Europa che l'altra notte hanno assaltato la villa di un albergatore iesolano, l'uomo è stato picchiato e derubato della cassaforte. Ci aggiorna al telefono Filippo Fois. Sì, buongiorno, è stata un'autentica notte di terrore quella vissuta da un albergatore di Jesolo, la cui villetta è stassa presa d'assalto da una banda di rapinatori. Al momento del raid dei malviventi l'albergatore era a letto, è stato svegliato di soprassalto attorno all'1 di notte. Il comando era composto da 3 persone, tutte e 3 con il volto travisato, vestite di scuro. Gli hanno ordinato di consegnargli le chiavi della cassaforte, cosa che peraltro lui non ha fatto non essendone in possesso. È stato comunque legato mani e piedi, preso a calci e pugni e chiuso in una stanza. Nel frattempo i 3 rapinatori hanno letteralmente sradicato dal muro la cassaforte portandosela via, evidentemente poi per poterla scassinare in tutta calma. Una volta riuscito a liberarsi, l'uomo ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine, naturalmente la banda di malviventi si era già dileguata con un bottino che è stato quantificato attorno ai 15.000 euro. C'è da dire tra l'altro che giusto un anno fa lo stesso albergatore era stato rapinato nella hall dell'albergo, sempre di notte. In quel caso tra l'altro si era riusciti a individuare il responsabile, che era stato arrestato poi dai carabinieri. Con questo per ora da Jesolo è tutto, vi restituisco la linea. Alpinista di Lentiai nel Bellunese precipita e muore sul Monte Bianco e ieri pomeriggio un escursionista fiorentino scivola sul Pelmo e muore poco dopo all'ospedale di Belluno. Giornata tragica nelle montagne, dunque ci aggiorna al telefono Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno, subito vi do conto della morte di un'alpinista bellunese morta sul Monte Bianco. Si chiamava Sonia Doff, aveva 41 anni ed era originaria di Lentiai. L'incidente è accaduto alla vigilia di Ferragosto sul monticcio delle Alpi francesi durante la discesa da 3.300 metri di altitudine. La donna era incordata quando un chiodo si è staccato dalla parete facendola precipitare per oltre 100 metri. Illesi i suoi compagni di cordata. Tutta Lentiai si è stretta attorno alla famiglia di Sonia, che aveva lasciato il paese dopo gli studi all'Università di Venezia e aveva intrapreso una brillante carriera di manager in aziende italiane e straniere. Un altro incidente mortale è accaduto ieri nel Bellunese, la vittima è un escursionista fiorentino di Borgo San Lorenzo. L'uomo, 76 anni, è scivolato sul sentiero che da Rifugio Venezia sul Monte Pelmo scende verso Brusadaz. Soccorso dall'elicottero del SUEM, l'anziano è morto durante il viaggio verso l'ospedale di Belluno. Ieri sulle Dolomiti è stata una giornata campale per il soccorso alpino che con le sue squadre ha aiutato numerosi escursionisti in difficoltà per malori o traumi. L'invito a tutti è quello di prestare attenzione, di non scordare mai che la rinuncia a proseguire una gita non è mai una sconfitta. È tutto, a voi.
E una donna triestina di 82 anni è morta probabilmente per un malore mentre faceva una passeggiata nella zona di Passo Monte Croce Comelico nel Bellunese. La donna, ospite da anni di un albergo sul Passo, è stata vista l'ultima volta ripresa dalle telecamere della struttura nel pomeriggio mentre usciva per una passeggiata. Dopo averla attesa invano è scattato l'allarme, una decina di soccorritori ha avviato quindi la perlustrazione nella zona. Le unità cinofile del soccorso alpino hanno rinvenuto il corpo senza vita della signora in località Lago Nero. Il decesso è stato causato probabilmente per un malore. Sul posto anche i vigili del fuoco. E ieri sera, intorno alle 21:30, il soccorso alpino di Asiago è stato allertato per prendere parte alle ricerche di un fungaiolo uscito in mattinata nei boschi di Marcesina assieme al cognato ed un amico e non rientrato. Sul posto anche i vigili del fuoco. Sono scattate le ricerche nell'area di Campocavallo. È stata rinvenuta parcheggiata la macchina dell'uomo, un 74enne di Bassano del Grappa. L'uomo non era contattabile al cellulare perché nella zona non c'è copertura telefonica. I soccorritori sono scesi per fare il punto ed organizzare le ricerche. Quando sono tornati, erano ormai già passate le 23, non hanno più ritrovato la macchina. Fortunatamente quindi l'uomo era riuscito a ritornare indietro e stava tornando da solo verso casa. L'allarme è quindi cessato. Ed ora andiamo a Vicenza. Degrado e spaccio nelle zone calde della città. Maxi blitz della polizia. Ci aggiorna Ferdinando Garavello. Buongiorno anche a voi. Sono giornate di controlli nelle zone del degrado del centro storico di Vicenza, in particolar modo a Campo Marzo, dove si concentra l'attività di spaccio e purtroppo anche di uso della droga, dato che alla nostra redazione arrivano molto spesso immagini o segnalazioni di persone che fanno uso di droga, quindi che si bucano anche vicino alle giostre dei bambini o in mezzo al prato. Le volanti della questura stanno controllando da giorni le persone che si fermano in Campomarzo e che arrivano naturalmente anche da fuori città, a volte anche da fuori provincia, da fuori regione, per la compravendita di droga. Un dato su tutti: nel corso di un brevissimo controllo effettuato nelle scorse ore, su 27 persone identificate 14 erano pregiudicati, quindi la conferma che purtroppo Campomarzo e le aree del degrado cittadino sono un punto di raccolta di quanto c'è di peggio nel sistema droga del Veneto. È in attività anche la pattuglia antidegrado della polizia locale, che continua a controllare persone, quindi c'è una forte azione in questi giorni e dovrebbero arrivare in giornata i dati da parte della questura su questa maxi operazione e li daremo nel corso del telegiornale di questa sera. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. Primo weekend di controesodo d'agosto, disagi e lunghe code sulla A4 tra Venezia e Padova, oggi a causa di alcuni tamponamenti verificatisi in direzione Milano. 2 persone sono rimaste ferite nel tamponamento tra 2 auto, tra Arino e Padova Est. Il blocco temporaneo ha provocato una coda di mezzi che si è allungata fino a 6-7 km sul passante, ora in via di smaltimento. Situazione analoga si è verificata poco più avanti tra Padova Ovest e Grisignano, anche qui per un tamponamento senza fortunatamente conseguenze per gli occupanti, le auto coinvolte. Il traffico è molto intenso su tutta la rete autostradale del Veneto, appunto per i primi rientri dalle vacanze, ma anche per numerose partenze. Code sono segnalate anche nel Trevigiano ed il Bellunese verso la fine della A27 a Pian di Vedoia, all'altezza dell'innesto con la 51 di Alemagna. Imprenditoria veneta in lutto.
lutto per la morte ieri sera di Giancarlo Ferretto, 84 anni. Ferretto è stato presidente dell'Associazione Industriali di Vicenza dal 75 all'83 e anche di Confindustria Veneto dall'84 al 90. Era fondatore e presidente del gruppo Armes, poi diventato Ferretto Group. Tra le cariche che il noto imprenditore vicentino ha ricoperto anche quella di vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza e presidente della Fondazione San Bortolo. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Alcune notizie, visto che per un problema tecnico non possiamo mandare in onda i servizi per i quali vi rinviamo alle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Abbiamo la notizia di un furto di corrente elettrica che è avvenuto a Vigo d'Arzere, dove una coppia per anni, pare addirittura 14, si era allacciata abusivamente alla rete elettrica, rifornendo poi di corrente anche altre 25 persone. Sembrerebbe addirittura che questo furto andasse avanti da una quindicina, 14 anni. È stata avviata naturalmente l'azione giudiziaria, le due persone sono state arrestate. E poi un'altra notizia che ci arriva dal Padovano è quella di un ragazzo di 15 anni che è rimasto ferito gravemente ad un occhio mentre giocava con un coetaneo. I due stavano lanciando dei sassi nel fiume, un passatempo molto comune soprattutto tra i più giovani, quando probabilmente per un errore di mira il sasso ha centrato all'occhio uno dei due ragazzi. Trasportato all'ospedale, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico appunto per salvare l'occhio. È accaduto a Fontaniva. E poi abbiamo un'altra notizia che ci arriva dal Trevigiano, da Mogliano Veneto in particolare, dove un 32enne ungherese è stato rintracciato dai carabinieri all'interno di un hotel. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per traffico di stupefacenti. L'uomo è stato arrestato. Ed è tutto per ora da questa edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi, vi rinvio appunto alle prossime edizioni per gli altri servizi della giornata. In chiusura come sempre il meteo e la sigla. Arrivederci, buona giornata.